Una Juve stabile e riconoscibile perde 1-0 al Menti contro l'ultima in classifica, la Cireale, che giocando con ordine e intelligenza tattica porta in Sicilia la sua prima vittoria. Nonostante gli stabbiesi a inizio gara provino ad affacciarsi nell'area dei siciliani, non riescono mai a produrre una chiara occasione da gol che arriva invece a sorpresa al 34esimo ed è un gran gol, una sciabolata di sinistro da 25 metri del giovane siciliano D'Alessandro che si infila nel set della porta difesa dall'incolpevole Armellini. La Juve prova a scuotersi ma riesce solo al 45esimo a impensierire il numero 1 siciliano Cordaz con un bel tiro di Castaldo. La ripresa comincia con Bullo che si gioca la carta Molino messo al centro dell'attacco, ma la partita diventa sempre più nervosa e la Juve si smarrisce. Rarissimi e poco incisivi i tentativi di attacco e anzi al 15esimo sono proprio i siciliani a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa di Giglio. Al 23esimo in rissa tra la panchina siciliana e i giocatori di casa, il tecnico Granata Ugolotti si becca un cazzotto da Boria che l'arbitro espelle senza esitazioni. In 10 la Juve prova a rimediare, ma il gol di Castaldo al 35esimo viene annullato per fuorigioco. La partita, spezzettata e confusa, si spegne così tra i fischi del pubblico e la gioia dei 50 tifosi arrivati a Castellammare dalla Sicilia. E domenica per gli stabbiesi c'è la partita più attesa, il derby al San Paolo contro il Napoli.